Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comandante veneziano, subito di gara qui in Singapore. Non ho assetto gara, ah ho capito. Quindi dovevo scegliere, se volevo puntare alla gara dovevo scegliere assetto gara, ok. Qua ho sbagliato io, devo un attimo imparare. Vabbè, l'intermene, previsioni del tempo non danno pioggia. Ah, il setup, scarso. Torniamo giù. Setup scarso, eccellente, ottimo. Stiamo così. Allora, gomme. Partiamo 11 giri. Che consuma gomme molto alto, ricordiamo è alto il carburante. Proviamo a abbassare un po' le marce. Ok. Scelta gomme così, carburante 11. Andiamo sempre uno in più. Strategia, cominciamo a cannone. E poi, chiaramente, andiamo a preservare le gomme. Per cercare di ritardare, è importante ritardare il pit stop. Secondo me almeno, questo è il mio modo di guidare. Ok. Vai. Vediamo cosa fa anche la Vexala, cazzo. Vai ragazzi che si parte, stiamo su Pigno, voglio capire Pigno. No. Vai. Pigno, non mi deludere, eh. Ti prego, Pigno. Vediamo Costa un attimo. E si comincia ragazzi, inizia l'avventura nella Coppa Asia. Pacifico. Partito bene Pigno, molto bene. Antonov 18esimo. E la Balcasar 11esima. Ok. Costa è quarto. Pigno sta recuperando come un porco però, eh. Cazzo, 61%. Ai ai ai. Ai ai ai. Pigno ha fatto un bloccaggio. Brutto bloccaggio di Pigno così subito gratuitamente. Non va bene. Costa quarto. Okay. Vediamo così. Devo capire un po' il team ragazzi. Sta prima gara. Però non ci voleva sto bloccaggio. Pigno ragazzi. A sto punto tiriamo con Pigno. Tanto deve andare ai box tra poco, quindi possiamo anche tirare con Pigno. Non me l'aspettavo però sti errori così. Costa è quarto con risparmio, perfetto. In difficoltà Pignus. Ok, le gomme stanno consumando troppo. Guarda Pigno, guarda tuo amico Pigno. Ah, Pigno, pit stop. Ok, carburante 15. Pit stop veloce. Speriamo anche nei componenti perché abbiamo anche le macchine messa male da quel punto di vista. Preghiamo signori, preghiamo. Costa sempre quarto, è importante raggiungere anche l'obiettivo ragazzi per i soldini. Noi siamo degli sponsor di merda, eh. Dai Pigno, muoviti ad andare ai box. Terzo Costa. Vai raga, vai raga, vai raga. Bravi. E adesso Pigno deve svegliarsi, stiamo su Costa. Costa ancora al 57%. Purtroppo Pigno ha fatto l'errore di un bloccaggio che le ha usurato tutto. Costa in prima posizione. Bravo Costa. Dai Costa, regalami il The Dream Costa, regalamelo. Pigno 16esimo, dai Pigno, se deve tenere le gomme come un porco disgraziato. Ah, qua c'è ragazzi nelle regole, c'è solo la safety car virtuale schianto di... Cazzo, vabbè, questa, vabbè, mi tiene un po' il carburante, mettiamo tutto al massimo, deve tirare adesso.
C'è solo la safety car virtuali, punti solo per i primi 6 e beh, nient'altro rispetto alle qualifiche veloci, le libere veloci e poco altro, ragazzi. Pigno 15esimo, quindi non c'è la safety car reale. Abbiamo 4 secondi dalla Holz, ragazzi, la Holz è veramente devastante, complimenti alla Holz. Abbiamo già capito con chi è la sfida. Io chiaramente non penso di vincere il mondiale il primo anno, ragazzi, assolutamente. Sono, insomma, speranzoso, però non fino a questo punto. Mandiamo i box. Pigno sempre 15esimo, la Balcazzaga 13esima, Antonov penultimo. Vediamo la Vaxala come va, perché chiaramente è la nostra squadra che ci ha dato i primi trofei. Vai Costa, involati Costa. Secondo Costa, aspetta, questa roba. Ok. Costa e secondo, possiamo gestire le gomme adesso. Vediamo Pigno. Così Pigno, mi sta un po' deludendo. Però il primo pilota, cazzo. Ha proprio cannato le qualifiche, qua le qualifiche sono abbastanza importanti. Da un po' devo spingere di più, Costa a 2 secondi su Almeida. La Holz è devastante, sì, mamma mia, la macchina migliore sicuramente. Dai Pigno. Mamma mia ragazzi, difficoltà estreme per Pigno. Ricordo che prendono punti solo i primi 6. Sì, il consumo è eccessivo, va bene. Mettiamo un po' di carburante in più, cioè aumentiamo il motore, la miscela del motore. Costa invece ce lo teniamo buono buono, però Almeida è vicinissimo adesso, eh. No, coglioni, non è vicino. No, scusate, ho sbagliato io infatti, ho letto male. Carlo Spigno 14esimo. Mancano 20 giri alla fine, ragazzi. 20 laps. Dai, Pigno, dai. Mamma mia, Pigno, signori. Un Pigno molto, molto deludente. Oddio. No, mi raccomando, non mi può tradire Costa. E pit stop la Holz comunque. Così. Diamo tutto qua. Devo andare ai pit, fiori. Devo andare ai pit. 15 giri. Veloce. Adesso però devo fare uno stint rapido, eh. Delusione incredibile. Costa è primo. Con Costa, secondo me possiamo finire la gara se siamo fortunati. Anche errore va a cagare. Vabbè, Pino deve fare per forza un altro pit, quindi adesso deve spingere Pigno. Abbiamo capito se sbagliamo le qualifiche sono cazzi, eh. Ma dai Pigno, anche tu però, cioè, ma Cristo santo. Quanti giri mancano? Tra un po' comincio a tirare con Costa. Carlo Spigno sta cercando in tutti i modi di fare qualcosa di decente, ma lei è dura ragazzi, lei è molto molto dura. 11 secondi su Monrocca per andare ai box. La Holz è il problema, chiaramente. Mamma mia. 33-29. La situazione è bruttina, eh. Pigno che dorme. Pigno 12esimo. E adesso possiamo spingere con Costa. E poi possiamo sicuramente chiudere con le soft. 19 secondi, 20 secondi dalla Holz. Buono, buono, 22 secondi, sta guadagnando bene, bravissimo Costa.
Pigno 11esimo. 28 secondi. 14 giri alla fine. Allora. Ok. Carburante per 14 giri. Componenti non sono a posto, ma va bene. E ok. Dai Costa. Costa, vai velocemente ai box, ti prego. Meteo previsto, bella giornata. Cazzo, quando sarebbe bello vincere la prima gara. Veloci, veloci. Errore, non ci voleva questo. Siamo ancora primi. Siamo ancora primi, cazzo. E messi anche bene, 7 secondi su Monroe. Seguiamo Pigno che è ottavo. Ma Pigno dovrà andare ai box, eh. Pigno rimonta e Monroe... Ok. Ti prego. Non devo avere... 22 giri mancano. Come 22 giri? Ah, 12, scusate, sì, siamo al 22esimo giro. Ah, se la dura la Holz va ancora ai box. Pigno ha fatto un bel stint, è quello che volevo. Lo stint veloce a metà per poi chiudere con le super soft. Se trova un po' di traffico, Pigno, non good, non good. Costa deve solo gestire, ti prego Costa. Ti prego Costa. 11 giri però manca ancora un'eternità, ragazzi. Ok, Pigno ai box. Mancano 11 giri, però. È rischioso, no? Dai, finisco con le soft. Non mi fido, ragazzi. Basta un bloccaggio ed è finita, almeno con le soft ho più chance. Anche con un bloccaggio, devo metterlo in preventivo, ragazzi. Pigna è settimo. Ok, 13 secondi su Monroe, che deve ancora andare ai box, e la Holz è il problema, diciamo. E che Costa deve tenere tutti sti giri. Sarà là il duro. Pigno ai box. Oh mio Dio. Ai ai ai, problemi per Costa. Mo so cazzi. Ma vaffanculo. Tutti a me i problemi. Incredibile, incredibile. Sarà dura finire la gara, eh. Ve lo dico già. Pigno è sesto. Vediamo andare ai box adesso. Mettiamo che mancano 8 giri. Vado di super soft. Carburante non serve, componenti. La devo rischiare. La devo rischiare, E con Pigno. Qua puoi tirare al massimo. Ma guarda, potevo vincerlo tranquillamente, Dio Cristo. No, non arrivo a fine della gara, mancano ancora troppi giri, Fioi, è sicuro. Non arrivo sicuramente. E la Holz ha recuperato i secondi necessari. Vai, 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 veloci, 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 riparazioni. Mi supera la Holz. Costa secondo, va bene, però ho rimesso a posto un po' tutto. Pigno quinto. E adesso vediamo, Pigno ce la può... Dai! Vabbè, però rotti i coglioni adesso, cioè, ma dai! Attenzione, vai box! Non ci credo. Incredibile. Incredibile. Mamma mia che tensione. Pigno è quarto adesso. E Spinoza problema meccanico. L'affidabilità è ancora troppo scarsa. 5 giri alla fine. Ok, Pigno può spingere. Al massimo con il carburante ce la facciamo secondo me.
Invece con Costa non voglio rischiare. Metti 6 secondi su Morro. Dai Costa. Ho sistemato almeno 2 componenti su 4. 4 giri. Da Madonna, siamo primi e quarti, fioi. Siamo primi e quarti. Che rimonta anche di Pigno, però. Mamma mia, ragazzi, come siamo partiti a bomba. Sì, le condizioni... No, fio, non le voglio neanche guardare. Mamma, no, fioi, no. È meglio non guardarle, ragazzi. Voglio preservare perché non voglio tirare troppo. Spingiamo al massimo con le gomme con Pigno. Ritiro di Guglielmo Almeida. Mamma mia, quando vedo il ritiro mi cago addosso. 2 giri alla fine. Pigno quinto, è in difficoltà Pigno adesso. Pigno addirittura nono. Pigno ha problemi allora. Ai ai ai. Devo andare ai box adesso. Ma Dio Cristo, scusate ragazzi, mamma mia. Ciao. Vediamo se riparo tutto. Ma devo farlo purtroppo. Vabbè. Se no le perdo tutte comunque. Oddio, dai Costa. Manca ultimo giro, ti prego Costa. Ti prego Costa Crociere. Dai Costa. Vediamo Pigno quanto è, 16esimo. Vai. Comunque non potevamo andare in zona punti lo stesso. Pazienza. Ok. E si va a vincere con Costa al debutto. Yes! Grande, grande. Pigno, va bene, dai. Non importa, tanto i box i punti sono 6 macchine, quindi non 16esimi, 11esimi che aveva poco. Grandissimi però. Prima vittoria con Costa e si parte subito a bomba. Mamma mia quanto godo, quanto godo. Bene, bene, la cavalcante ha finito il carburante. Il Cume parte a bomba. Una gara, una vittoria. E un podio, chiaramente. Figlio, il Cume c'è, c'è poco da fare. Il Cume è un porco schifoso, grande Cume. Vediamo i nostri, Antonov 17esimo e la Balcasar 11esimo. Immaginavo che mi facesse fatica, era dura. Purtroppo la Vaxala farà molta fatica secondo me in questo campionato. Ok, ok. La Holz si è presa 10 punticini, vedi. L'ha rezzato corse per i costruttori, secondo me è favorita. Grandissima vittoria. Ok. Nei costruttori siamo primi per il momento, ma con calma ragazzi, con calma. Intanto ha portato a casa una vittoria fondamentale. Adesso Pigno, dai, Pigno purtroppo ha fatto una qualificazione di merda. Adesso miglioriamo l'affidabilità e sta scuderia senza, cioè, sviluppando anche il giusto perché purtroppo soldi non ne abbiamo tanti. Possiamo fare veramente un gran mondiale, secondo me. Magari non lo vinciamo e vi diciamo comunque in perdita. Non potrò sviluppare tanto, ragazzi. Non so che parlare, scusate, sono dislessico. Mamma mia. Ok. Raga, un saluto dal commendone veneziano, godiamoci la posta un attimo. Mamma mia. Intervista. Mi sento benissimo, weekend fantastico. Le buone capacità per recuperare. E grazie, e ciao. Grande vittoria. Costi sugli avversari. Costruzione parte completata, ma... Non capisco, sinceramente. Va buon raga, sotto il commendone veneziano siamo partiti a bomba. Ciao!